Gunde fa, gunde fa. Ciao Fietusan, vi saluda anche Amis, che è qui, che è qui. E in cui fu un video piscinin. Se me è successo questo, sono andata a fare un lavoro in sul Manzoni e ho trovato un riferimento al Tommaso Grossi in su una lettera. Poi ho trovato anche di riferimento al fatto che il Manzoni l'era messo anche del porta. Allora la domanda la mi è venuta naturale. E il Manzoni l'aveva scritto in milanese. Mi suonò perché il Manzoni e voleva che il milanese diventasse una lingua nazionale al posto del toscano. E pare anche che ha scritto diversa al porta proprio in milanese. Almeno questo troviamo. E disse in sci un badè che per fare il sapientum e se tu subito via per un badè ma un uomo de co che ver par minciun e se mette anche lui in un bel cuntè. Mi sapevo di questa roba, ho cercato perché ovviamente il contesto e questi amici e questa storia ho pensato che il Manzoni probabilmente parlava il milanese in quel momento e ho trovato questa informazione se un qualcuno mi può contare su un qualcosa più se e mi può lasciare un commento perché è una roba veramente curiosa e, e seri veramente curiosa di questa roba perché mi conosci la situazione linguistica che è e allora è che era anche in quei tempi e allora è normale mi sono curiosa de natura su noi era impossibile che, che cercassi minga più informazioni però questo è quel che ho trovato se qualcuno trova qualche altro mi può scrivere un commento o mandare un messaggio e niente sapevo